Oggi siamo qui a Oristano, in piazza Eleonora, abbiamo qui con noi il segretario generale della CGIL Sarda, Enzo Costa, e vogliamo chiedere a Enzo Costa qual è il contenzioso che c'è fra lo Stato italiano e la Regione Autonoma Sarda sulla questione delle entrate. Vorremmo capire il sindacato cosa ha intenzione di fare e quali sono i progetti che loro vogliono mettere in campo. Il contenzioso è un contenzioso pesante perché cade in un periodo di crisi e quindi di bisogno estremo. Mancano 1.650 milioni dai conti delle entrate erariali che spettano alla Sardegna. Esistono due scritture contabili diverse, quella della Regione che li contabilizza in entrata e quella dello Stato che non li contabilizza proprio. Per cui è un contenzioso vero che non si può chiudere con una pacca sulle spalle o una rassicurazione verbale. Questo contenzioso finirà solo quando quei soldi saranno disponibili per i sardi e quando la classe politica sarda riuscirà a spenderli nell'interesse dei cittadini e non con le solite lottizzazioni. Per cui quella di oggi è una doppia manifestazione, una per rivendicare le entrate negate e una per ricordare alla politica che i sardi stanno vivendo dei momenti di bisogno e di disperazione estrema. Parliamo delle povertà assolute, parliamo del lavoro che manca, parliamo della disoccupazione giovanile. Per cui questa manifestazione oggi è di piazza, vuole unire idealmente tutta la Sardegna, ma diventerà una manifestazione di rivendicazioni se non avremo risposte. E il prossimo obiettivo sarà una manifestazione su Roma per andarci a riprendere quello che ci nega. Perciò la sovranità del popolo sardo finalmente per quanto riguarda le entrate e poter decidere da sé come usare questi soldi. In un'Italia e in un'Europa che si trasformano verso un sistema federato delle regioni, c'è bisogno che le regioni, a partire da quelle che hanno una cultura autonomistica come la nostra, ritrovino davvero il gusto di governare e di governare con una sovranità propria, che non significa necessariamente indipendentismo, ma significa autonomia e autogoverno, un qualcosa che in Sardegna purtroppo manca da troppo tempo ed è quello che ha causato i disastri economici anche, attuali che stiamo vivendo. Grazie Enzo.